prima del big match contro il Favara, la super giovane Castelbuono, dovrà affrontare una squadra altrettanto forte come l'Unitas Sciacca. Oggi in programma la sfida tra super giovane Castelbuono e Unitas Sciacca, in diretta per voi. Saluto da Giuseppe Larrussa. Partita che si preannuncia importante per tutte le due squadre. Lo Sciacca che ancora vuole tenere vivo il sogno playoff, anche se diciamo sembra alquanto impossibile, soprattutto per le due potenze che si trovano nel girone A di eccellenza, però Favara e Nissa. La Nissa oggi impegnata nel suo campo contro l'Accademia Trapani. Il Favara invece è impegnato a Castelvetrano contro la Folgore Castelvetrano. Favara che sarà il prossimo avversario super giovane Castelbuono. Andiamo a vedere subito le formazioni che scenderanno in campo. Super giovane Castelbuono non fa cambiamenti rispetto alla gara contro il Casteldaccia. Schiera in porta Fagone, difesa a 3 con Garofalo, Pennisi, Arenoso. Garofalo che si è ripreso dopo il brutto infortunio, poi diciamo è stato più un affaticamento nella gara contro il Casteldaccia. Poi centro K5 sempre con Suarez e Grandis come quinti, poi Russo, Antus e Belecco, lì davanti Torres e Pardo, quindi ritorna Diallo fra i convocati, però risiede per il momento in panchina. Da vedere lo Sciacca che invece schiera Grotta in porta, poi Russo, Fricano, Bello, Ferotti, Baiata, King, Di Perna, Secan, Concialdi, Graci. A disposizione Di Maggio, Culino, Cassaro, Tomasi, Coco, Baldè, Di Mino, Crivella e Milioti. L'allenatore è Angelo Galfano. Sicuramente Sciacca che vuole rimediare a quelle settimane in cui non ha trovato punti, a quelle settimane in cui è stata sfortunata, è stata penalizzata. Quando stanno per andare in campo, ricordiamo che la gara d'andata si disputò a porte chiuse per i fatti avvenuti a Castelvetrano la settimana prima. Il capitano dello Sciacca è Piero Concialdi, lo scorso anno alla Don Carlo Misilmeri, è arrivato in semifinale playoff con la squadra di Salvatore Aronica, l'allora allenatore della Don Carlo Misilmeri. Però non è riuscito ad arrivare in finale contro poi l'Enna Misilmeri, che si è dovuto appunto arrendere al Favara perdendo per 3-2. L'allenatore del Super Giovane Castelbuono è Angelo Bognanni, l'allenatore della Sciacca è Angelo Galfano. 2-3 cambi di panchina nello Sciacca. Ha iniziato Bompatto, che però è stato esonerato dopo la sfida contro l'Athletic Club Palermo. Poi Boncore, che è stato esonerato anche egli dopo la gara contro il Casteldaccia, anzi dimissioni scusate, da parte di Davide Boncore, e poi adesso c'è Angelo Galfano che è arrivato con tanta voglia di fare in una squadra che però a dicembre specialmente ha perso alcuni pezzi grandi come Di Mercurio, Cinque Mani e anche Sant'Angelo. Sta per iniziare Super Giovane Castelbuono contro Sciacca. Unitas Sciacca ferma a 28 punti in classifica.
una squadra che per la nomea potrebbe essere lì davanti a Nissa e Favara. Naturalmente diciamo i cambi di allenatore molto probabilmente hanno influito. È iniziata Super Giovane Castelbuono contro Sciacca, manovra il primo pallone, l'Unitas Sciacca con questo pallone in profondità, chiusura da parte di Garofalo, poi la testa da parte di Pardo, cercare Torres, colpo di testa da parte di Baiata, poi palla allontanata verso la direzione di Concialdi, c'è Pennisi che deve allontanare e infatti manda il pallone in palla laterale Tancredi Pennisi, un giocatore che ha sempre giocato quest'anno, che non è mai stato in panchina, soltanto una volta contro il Casteldaccia all'andata di Coppa. Diciamo punto inamovibile della squadra di Bognanni, ma una volta diciamo squalificato per le ammonizioni, rifilato, quindi tanto Concialdi prova il doppio passo, fallo di Belecco, il primo contrasto lo ha vinto l'attaccante palermitano Piero Concialdi, che si incaricherà adesso di questa calcio di punizione che verrà battuto proprio dal classe 89. Vediamo anche che Piero Concialdi allo Sciacca ha ritrovato il suo ex presidente del Misilneri, Cottone. Parte Concialdi, il pallone tagliato, Fagone. Poi il tacco da parte di Bello, però non riesce ad innescare compagni, quindi Fagone andrà al rilancio. Garofalo ha pioviginato molto a Castelbuono in questa giornata, diciamo da 2 o 3 giornate che piove ininterrottamente. Fino a poco fa pioveva con un indento imperverso che arrivava maggiormente, diciamo, una temperatura gelida. Calcio di punizione per lo Sciacca. Palla lunga, colpo di testa da parte di Bello. La rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono. Da rivedere naturalmente la formazione iniziale dello Sciacca con King insieme a Secan davanti, anzi King insieme a Concialdi a comporre la tre quarti. Veramente è uno Sciacca con una formazione piuttosto offensiva che è venuto qui a Castelbuono per naturalmente fare bella figura, vincere questa gara. L'ultima trasferta dello Sciacca è stata contro il Fulgatore, Sciacca che ha perso per 2-1. Anche sfida salvezza oggi sugli altri campi, Fulgatore Geraci, dove c'è anche il collegamento di Sportisiti con Salvo Geraci, a cui un saluto. Il Mazzara che oggi si gioca la permanenza nei posti di penultimo e terzultimo, posti diciamo che non danno la retrocessione diretta, contro il Casteldaccia del neotecnico Cosimo Di Salvo. Ieri è stato anche ufficializzato Angelo Restivo come membro dello staff. Restivo che lo scorso anno era all'Aspra come collaboratore tecnico di Mister Tumbini. Calcio d'angolo per lo Sciacca, una buona avanzata sulla fascia da parte di Bello. Sciacca che cerca di
superare sulle fasce la super giovane Castelbuono nel momento ci sta riuscendo a creare pericoli. Non c'è di scambio, adesso del pallone per lui, Belecco resta laterale, vediamo all'andata super giovane Castelbuono perse per 3-1, partita con molte polemiche, con l'espulsione di Fagone, la conseguente rimanere in 10 alla super giovane Castelbuono. Ma sicuramente anche questa partita è servita alla squadra di Bognani per crescere, che adesso trovarsi a 37 punti in classifica significa che questa squadra ha maturato ed è passata sicuramente anche da momenti difficili come questi. Intanto King manda in porta Secan, niente, secondo il direttore di gara pericolosissima questa opportunità, rumoreggia il pubblico dello Sciacca qui presente in tribuna con Secan che è stato atterrato da Pennisi, ma secondo arbitro è stato il pallone, è stato sul pallone il contrasto, quindi diciamo che la super giovane Castelbuono per il momento sta naturalmente questo sarà un episodio da rivedere. Se avessimo naturalmente delle telecamere dentro il rettangolo di gioco potremmo vedere anche l'impatto di Pennisi su Secan, diciamo alquanto dubbioso. L'arbitro era lì ad un passo, quindi chi meglio di lui può constatare che sia successo o meno. Dal rilancio Grotta, portiere classe 2004. Scambio adesso con Fricano. Adesso Fricano che prova qui a liberarsi del pallone. State con Ferrotti lo scambio. Guarda, molto confusionario. Russo, Ferrotti, Baiata e Fricano che formano la difesa 4 dello Sciacca. Garofalo, messa laterale, sono passati appena 8 minuti nel corso del primo tempo, primo pericolo per la super giovane Castelbuono con l'intervento da cardiopalma di Pennisi su Secan. Con il gioco di Pardo scattata bene la bandierina da parte dell'assistente. Bello Secan alla Perrusso, si toccò di Belecco, rimessa laterale a Perrusso, palla per Bello, pallone in profondità, Arenoso chiude, Torres di prima per Russo, cercare Pardo che scivola però e quindi Fricano va ad allontanare, poi c'è Grandis, Torres, contrasto che adesso vince lo Sciacca. Bello prova ad uscire dalla marcatura, il pallone per Di Perna, si è rimessa laterale per lo Sciacca. Vediamo che all'andata la sua giovane Castelbuono mancava Santiago Torres e Pardo si era fatto male anche in settimana, quindi sulla giovane Castelbuono che aveva nel repertorio offensivo soltanto Belecco e Diallo. Poi sono stati i titolari, Belecco poi è uscito
per lasciare, dopo l'espulsione di Favore, per lasciare spazio a Mamman. Nello Sciacca oggi mancano rispetto all'andata 5 mani di Mercurio e abbiamo dato questo calcio di punizione, colpo di testa, poi la palla insiste lo Sciacca con questa conclusione alta da parte di King, Charles King, e andrà a rilancio adesso Fagone. Oggi rispetto all'andata manca anche Iraci, Benedetto Iraci, a cui sono state date 4 giornate di squalifica prima di la partita contro il Fulgatore, se non erro, anzi contro il Castellammare, quindi 4 giornate di squalifica. Dato Belecco potrebbe anche calciare, è andato a piazzarla Belecco, conclusione ghiotta da parte della super giovane Castelbuono. Diciamo che il piede lui per fare queste tipo di azioni ce l'ha e vuole metterlo in mostra. Super giovane Castelbuono che non riesce però a trovare il vantaggio quando siamo all'11° minuto, con uno Sciacca che per il momento è stato meno passivo e più offensivo verso l'area di rigore avversaria. Ovviamente dato anche il dinamismo da parte del capitano numero 10 Piero Concialdi, soprattutto anche al grande lavoro per ora a centrocampo nei primi minuti di Bello, che è un nuovo centrocampista dello Sciacca, sta facendo abbastanza bene nella squadra saccense. Adesso porta palla Russo, il pallone dentro, Jantus allontana, Fricano, sventagliata a cercare King, poi Belecco, attenzione Jantus qui perde il pallone e poi lo recupera con una grande classe il professore castelbuonese. Torres non riesce qui a agganciare il pallone, quindi c'è rimessa la mano dallo Sciacca. Belecco, colpo di testa, poi Torres, pallone per Grandis che prova a prolungare, la chiusura da parte dello Sciacca con Perotti, adesso porta palla Baiata, pallone che non è uscito, Baiata cerca di andare in mezzo, Pennisi il pallone per Belecco, lo scatto di Torres, Belecco il pallone per Pardo, prova ad aggaggiare Pardo, mette il pallone in mezzo e non arriva la deviazione di Torres e poi riparte lo Sciacca. Occasione comunque ghiotta per la sua giovane Castelbuono che prova comunque a ricominciare con Jantus. Bella qui la palla di Pardo a cercare in area di rigore il tocco di Belecco che era il più offensivo, ma la palla che non è arrivata a destinazione. Garofalo, la palla per Belecco, lo scambio con Torres, l'1-2 con Belecco, Russo, Arenoso, pezza al cross, lo effettua in questo istante, palla che si perde sopra la rete. Oppure può prendere acqua se si sta bagnando. No.
Finestra laterale per lo Sciacca dopo questo lancio in profondità da parte di Fricano. Con Cialdi, lo scambio con Cialdi, poi ballo. Bello, attenzione, il pallone per Fricano. Dato adesso il pallone con il numero 2, ovvero Ferotti. Adesso con Cialdi prova a passare, con Cialdi mette il pallone in mezzo, la rovesciata da parte di Secan, la palla che si perde sul fondo. Bello il gesto tecnico da parte di Secan per le telecamere, soprattutto palla che però si perde ampia sul fondo con Fagone che però era la traiettoria. Torres all'allontanata in palla laterale da Ferrotti. A battere Garofalo, la rimessa laterale. Scambio con Jantus. Arenoso. Lancio tagliato a cercare Suarez che forse ha commesso fallo, l'arbitro non fischia per il momento. Garofalo poi prova la conclusione, ribattuta da Bello, poi Jantus alza la testa, il cross a cercare Torres, la deviazione da parte di Pardo e poi la presa da parte di Grotta. Super giovane Castelbuono che prova a farsi vedere nell'area di rigore avversaria con uno Sciacca che però riesce a chiudersi, riesce a chiudere la linea di passaggio, riesce a contenere Torres e Pardo, quindi diciamo che la giocata per vincere questa gara potrebbe essere quella del singolo con sicuramente una istruzione palla a terra. Belecco. Fallo da parte di Secan, calcio di punizione, pallone subito in profondità a cercare Torres. Attenzione, calcio di rigore. Il fallo è avvenuto, giallo per Grotta e calcio di rigore per la super giovane Castelbuono. Episodio naturalmente da andare a rivedere per anzi no, l'arbitro, noi andremo a vedere la posizione in cui è caduto Torres, c'è calcio di punizione giallo per Grotta che è stato qui, è uscito qua in maniera goffa su Torres, dando la possibilità alla sua giovane Castelbuono di sfruttare questo calcio piazzato. Ha pareggiato nel dubbio. Calcio di punizione quindi per la super giovane Castelbuono. Questo intervento al limite dell'area, mentre andremo a rivedere il punto esatto in cui Torres è caduto. Parte Belecco, il pallone dentro, anzi Jantus ha effettuato il calcio d'angolo. Adesso la super giovane Castelbuono un'altra opportunità da corner, sempre 0-0 il parziale con Grotta che è già stato ammonito per il fallo commesso su Torres. Se fosse stato più centrale, non laterale, sarebbe stato cartellino rosso per regolamento. Da battere Jantus. Palla tagliata di Jantus che finisce. Bravo Pianino, bravo King! Direttamente fuori dalla portata dei saltatori in maglia gialla.
super giovane Castelbuono che prova a farsi vedere nell'area di rigore saccense con sicuramente la voglia e la propensione di potercela fare, di riuscire a sfruttare quelle palle sporche, quelle seconde palle che possono essere determinanti contro una squadra come lo Sciacca che si chiude molto bene, tanto Arenoso va addirittura al tiro, la palla che viene recuperata da Grotta, tanto un po' sul sottile Arenoso. Bello, lancio di Grotta, Grandis, colpo di testa da parte di Russo, poi perde il pallone qui Bello, Belecco, fallo. A battere Arenoso. Da battere Iantus. Dando richiamo per Galfano. Da battere il direttore di gara, il signor Quattrotto di Messina. Parte Iantus. Il pallone tagliato, colpo di testa, Russo. Prova. Arrivo va direttamente al tiro, parata la parte di Grotta, facile la presa. Ecco che pallone usciva. Baiata, bello. Il rimpallo favorisce la super giovane Castelbuono di Perna. Arenoso. Torres. Palla in profondità. Pennisi. Pardo prova il tocco sopraffino. Palla che si perde in fallo laterale. La rimessa è per lo Sciacca. Baiata, colpo di testa da parte di Grandis, poi Pardo. Russo. Messa laterale. Arenoso. Intanto arrivano aggiornamenti da Castelvetrano. La Folgore Castelvetrano è passata avanti sulla Pro Favara per 1-0. Naturalmente restiamo sempre in attesa da parte delle informazioni da parte dei nostri collaboratori. Intanto c'è un giocatore del giovane Castelbuono a terra. Arrivano anche aggiornamenti dal campo. Laurena Grande si aveva sbattuto la testa, adesso può rialzarsi. Calcio Pagone, Garofalo.
Tanto è arrivata anche l'ufficialità da parte dei canali social della Pro Favara con il vantaggio della Folgore Castelvetrano di Filippo Cavataio. Come è stata la scorsa giornata avversaria dello Sciacca, partita che è finita per 0-0. Ricordiamo che si è giocata di venerdì in occasione del Carnevale Saccense, un derby molto sentito fra compagini. King, Belecco, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Suarez porta la palla, tutta la prateria a disposizione. Suarez passa, Suarez, non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi riparte lo Sciacca con Concialdi. Belecco si frappone fra Concialdi e Perotti. Di Perna, Baiata. Vediamo che Baiata ha già giocato contro la super giovane Castelbuono quando era tra le file del Mazzara. Quarta giornata di campionato, ricordiamo pareggio 1-1 fra Mazzara e super giovane Castelbuono, con delle reti da parte di Pardo e Lambraoui. Baiata cambia tutto, cercare di Perna il pallone dentro, colpo di testa da parte di Garofalo, poi ci prova King a mantenere l'azione viva, scambio con Concialdi, palla per Secan che prova a fare la sponda, conclusione, c'è calcio d'angolo, deviazione e la retroguardia difensiva castelbuonese e quindi ci sarà calcio d'angolo per lo Sciacca. Andrà a battere Piero Concialdi. Concialdi, la palla tagliata, il colpo di testa e poi il petto da parte di Baiata, se non erro, è la palla che si perde sul fondo. Baiata che non ha preso il pallone col petto, l'ha preso con il naso molto probabilmente, quindi questo gli ha causato dolore a Lancio Fagone. Penisi, pallone in dentro la profondità a cercare Suarez, poi Belecco. Belecco, scambio con Suarez che mantiene viva l'azione. E pallone poi finisce in fallo laterale. Buona qui la copertura da parte di Suarez, partita molto difficile tra queste due squadre. Sul giovane Castelbuono, vincendo oggi, arriverebbe alla meta che tutte le società si prefiggono ogni anno, quella dei 40 punti, che significa salvezza automatica, anche se credo che quest'anno ci vorranno molti pochi punti in meno per permettersi di salvarsi, perché diciamo che anche ieri se le squadre in basso non fanno punti, litigano tra di loro. Sicuramente è un bene per le squadre che magari sono in una situazione, diciamo, di stallo, ma possono, diciamo, respirare
e giocare con più disinvoltura. Grandis, Pardo, palla allontanata, poi Pennisi, Russo, scambio con Grandis, pallone per Arenoso, scambio con Iantus, Iantus per Grandis, Grandis in profondità a cercare Torres, c'è fallo secondo il direttore di gara su Torres, la rimessa laterale è anche dello Sciacca, andrà a battere Baiata. Sono andata mezz'ora nel corso del primo tempo e siamo sempre sul parziale di 0-0 fra Studio Giovane Castelbuono e Sciacca Belecco. In profondità Belecco sale verso l'Unitas Sciacca Concialdi, King, pallone questo di Perna, adesso c'è recupero da parte di Fritano, prova a ricominciare, palla in profondità di Ferotti a cercare Concialdi, per battere la rimessa laterale Ferotti di Perna, però lascia l'incarico a Ferotti, buona qui la copertura anche da parte di Iantus che va a dare una mano in difesa. Concialdi, tocco è di Iantus, rimessa di Belecco, rimessa laterale, intanto c'è un richiamo per Pennisi, prima lamentava il fatto che la rimessa laterale fosse stata battuta erroneamente. Contrasto sul pallone, Iantus va a cercare profondità Torres, Fricano dietro per Grotta, che si perde, fallo laterale con la Supergiovane Castelbuono che quando parte in velocità per il momento è stata fermata dallo Sciacca perché i passaggi diciamo sono stati un po' lenti, però prima con Torres ha avuto una grande opportunità. Può battere Garofalo, cercare Pardo, poi Arenoso, palla che si penna verso Torres, Arenoso, messa laterale, si è strappato Arenoso, ha indicato credo l'adduttore, erro, lo si riscalda Mazzola e Palma. Questa è la parte di Grandis, poi Torres. Questa è la parte di Torres, il pallone per Belecco. Non c'è fallo secondo il direttore di gara che lascia giocare King. Russo. In mezzo Pennisi va ad allontanare questo pallone di Graci, messa laterale per lo Sciacca, va a battere il numero 11 Graci, Concialdi, palla per Graci che può mettere il pallone in mezzo, la palla svirgola, calcio, anzi no, punizione, fallo, avevo dato che l'arbitro deve essere fischiato il rigore, ma Suarez è stato atterrato giù, quindi il fallo è su Suarez, calcio di punizione sulla giovane Castelbuono. Piuttosto equilibrata, Sciacca che sta cercando di sfruttare le fasce, quel giovane Castelbuono che sta sfruttando anche le fasce creando dei pericoli. Vediamo che la partita sembra che abbia raggiunto un livello di tranquillità tale da
potersi distare nel migliore dei modi. Bello il pallone recuperato da Belecco, poi bello di perna Concialdi, non c'è fallo di Concialdi. Iantus, Torres, attenzione, c'è un'autostrada per Pardo. Incredibile, palla occasione sprecata dalla due giovane Castelbuono, erano 3 contro 1. Tre contro 1 erano in attacco, c'era Torres, Pardo, Belecco che aveva fatto quel recupero alto, anzi Iantus aveva fatto quel recupero alto, non so perché Torres non abbia servito subito Pardo invece di provare la conclusione personale. Vedevo che Torres è anche un ex di questa gara, che lo sciacca per mezzo anno, poi è andato via allo Ionica e successivamente al 2 Torre. Attenzione, Torres che lamenta un contrasto, c'è nulla, si può giocare, quindi può ripartire lo sciacca con questo valore di Baiata che però sbaglia nell'impostazione. Iantus può approfittarne la super giovane Castelbuono, c'è Belecco che appoggia Torres, il suo destro deviato, ma c'era fuori gioco. E Galfano che va a dire qualcosa a Baiata. E questi palloni, se li sbagli, possono essere letali. E fuori gioco appunto di Torres. Belecco qui che poteva sfoderare il suo mancino, non se l'è sentito, è stato troppo generoso servire Torres e questo naturalmente ha influito poi sulla conclusione, sulla decisione arbitrale di fischiare il fuorigioco che c'era, insindacabile la decisione del direttore di gara Arenoso. Con il recupero Belecco va a cercare in profondità Pardo che ci arriva su questo pallone, potrebbe andare a puntare l'avversario Pardo, serie di feed da parte di Pardo, il pallone in mezzo, esce, quindi si è rimessa dal fondo per lo sciacca. Baiata, lancio lungo da parte di Baiata, palla verso Arenoso, Fagone, a lancio lungo Fagone, colpo di testa da parte di Fricano, poi Torres, attaccato. Chiarofalo va a battere, palla verso Torres, il tacco a cercare Belecco, il colpo di testa Iantus, Torres che tiene il pallone in campo, poi Garofalo prova ad uscire, palla al piede, pallone in profondità a cercare Secan, attenzione Pennisi, sempre con una leggera discrepanza. Pennisi, diciamo che un difensore come lui è molto sicuro di sé, il più delle volte nei contrasti ha rischiato. Grande sta a cercare Torres che non riesce all'aggancio, colpo di testa per il Iantus. Graci, si entra nel momento vivo della gara,
Siamo al 39esimo, mancano 6 minuti al termine del primo tempo, poi eventuale recupero che molto probabilmente sarà breve. 0-0 per Super Giovane Castelbuono e Unitas Sciacca. Concialdi. Bello. Poi Concialdi. Jantus. Belecco. Jantus. Chiarofalo. Suarez. Garofalo, Jantus, il pallone di prima a cercare Suarez, c'è la rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono, andrà a battere Garofalo. Garofalo. Colpo di testa, poi Concialdi, Grandis, palla che si impenna, Concialdi, manda in profondità Secan, c'è Reynoso che chiude, e pallone in profondità, ma Secan era al di là, quindi pallone poi che non è stato neanche preciso nei suoi piedi, quindi va alla rimessa laterale adesso a Reynoso, sul giovane Castelbuono che deve contenere le giocate, gli inserimenti da parte di Secan, perché il più delle volte è riuscito nei suoi inserimenti a creare dei pericoli alla retaguardia difensiva castelbuonese. Non per ultimo naturalmente il contrasto tra lui e Pennisi, che dal direttore di gara e dall'assistente è stato giudicato in maniera regolare, che qualora ci fosse stato il parere contrario sarebbe stato calcio di rigore e cartellino rosso per Tancredi Pennisi. Eravamo veramente al limite. Graci, il pallone passa con Cialdi, poi Reynoso manda il pallone in calcio d'angolo. Super Giovane Castelbuono che però deve evitare ancora queste giocate multilinee di Concialdi, che ancora a 35 anni in questa categoria dimostra il grande valore delle sue performance. Garofalo, forse c'è stato un tocco con la mano di Perna, si gioca, anzi di Russo, c'è Torres che adesso va a provare addirittura il tiro, non c'è calcio d'angolo, la deviazione da parte di Grotta, che qui ha controllato il pallone in maniera goffa. Ovviamente andremo a vedere altri aggiornamenti dai campi di eccellenza con i nostri collaboratori che stanno in questo istante inviandoci 6-1. Hanno scritto. Tancredi! una 0 Nissa. Ci arrivano aggiornamenti che la Nissa sia passata in vantaggio, quindi da questo punto di vista la squadra di Terranova, qualora persistesse il vantaggio della Folgore Castelvetrano, andrebbe a 7 punti, quindi diciamo concludendo una situazione di classifica con
momento no, però ovviamente andando a qualche punto in più di distacco, che non farebbe male per concludere al meglio il campionato. Calcio d'angolo per la sua giovane Castelbuono, angolo concesso in maniera goffa da Grotta. Parte lo spiovente da parte di Arenoso, Torres salta, il pallone passa Laureano Grandis, cambia il parziale al 45esimo, la sbloccata, il pitbull Laureano Grandis. 1-0 super giovane Castelbuono, che allo scoccare del 45esimo sblocca una gara complicata contro lo Sciacca, ma sicuramente c'è tutto il secondo tempo ancora prima di cantare vittoria. Super giovane Castelbuono 1, Unitas Sciacca 0. Cambia il parziale al comunale Luigi Failla di Castelbuono. La super giovane Castelbuono è avanti contro l'Unitas Sciacca con un calcio d'angolo concesso goffamente da Grotta, che pallone usciva senza dubbio, quindi gli errori poi alla lunga si pagano. Pallone che poi è stato colpito di testa da Torres, che è stato il più lesto di tutti. Poi la mischia nel rigore ha favorito Grandis, che ha battuto il portiere classe 2004 e ha portato la super giovane Castelbuono avanti. Rimessa laterale adesso per la super giovane Castelbuono, che concluderà presumibilmente il primo tempo con il proprio vantaggio ai danni dell'Unitas Sciacca, che però a mio parere ha disputato fino adesso una gara equilibrata, una gara con molto tecnica sulle fasce, cercando le giocate, gli inserimenti da parte di Secan, quindi diciamo che a mio parere per la nomea, per i giocatori che ha lo Sciacca è un, diciamo, è sbagliato che sia in una posizione così scomoda Jantus cercare in profondità Belecco, soprattutto per la tecnica, per la qualità dei giocatori. Abbiamo parlato prima di Concialdi, che è il più tecnico della squadra. Naturalmente allo Sciacca manca anche Benedetto Iraci. Intanto prova il Russo, addirittura in porta, pallone che esce di pochissimo, traversa del Russo, ma qui Grotta deve evitare di stare fuori porta. Finisce il primo tempo, Russo che qui, anzi Jantus, scusate, Jantus che qui è andato a cercare il gol dell'anno. La palla che si è spenta, per fortuna di portiere, fuori. Intanto andiamo a vedere i risultati degli altri campi. La Nissa intanto conduce per 2-0 contro l'Accademia Trapani. La Folgore Castelvetrano che deve il vantaggio contro il Favara, poi 0-0 nelle altre due partite, Fulgatore Geraci e Mazzara Casteldaccia, partite che possono decretare chi sarà ultimo in classifica e chi sarà penultimo, anche dal punto di vista di Mazzara Casteldaccia. Vediamo che ieri lo l'Aspra ha perso contro il Marineo, rimanendo ancorata alla penultima posizione insieme al Fulgatore. Ultima per ora il Mazzara, ma con questo risultato Mazzara e Aspra vanno a pari punti. Intanto probabilmente con questi risultati la giovane Castelbuono e Mazzara
sulla giovane Castelbuono che riaggancia la quarta posizione a -2 dal Mazzara che è terzo. Intanto concludiamo il primo tempo con la clip intervallo che verrà selezionata da adesso. Ci rivediamo tra qualche decina di minuti. È giusto. Che nella testa tu non dire che c'hai la merda. La sfida tra Partinico Audace e Marsala. Marsala adesso si è rilanciato quest'anno, che stesso in classifica vuole subito recitare un ruolo da protagonista in questa partita con un gol segnato, anche se fuori gioco. Cascione, Amiri, Fili, viene in appoggio Pulizzi, poteva lavorare di sponda per D'Amico, infatti questa è la giocata ragionata e pensata dal Partinico Audace per uscire dal pressing avversario. Ancora Giorgio Pulizzi, un tacco, esce molto bene la squadra da Benante con Scardini, si butta nello spazio Drago, Scardina a cercare Butera sul secondo palo, c'è anche Daniel Longo pronto per andare, alla fine rimane fermo, è uno schema, batte il colombiano, poi altro tentativo che si spegne sul fondo, il pallone allontanato, Scardina di testa, scrozzo, l'apertura favorevole per Daniel Longo, prova ad accelerare l'ex cinesi, riesce anche a saltare un uomo, poi la verticalizzazione all'indirizzo di Butera, ma non è andata a buon fine la scelta del 7. Adesso pressa forte il Partinico, esce malissimo il Marsala, il pallone arriva sui piedi di Scardina, Pulizzi dal limite, il tocco per Butera, scambi veloci, va giù in aria Pulizzi, dice no il direttore di gara. Ancora una volta Rallo prova il cross, allontana come può Pulizzi, poi prova ad andare Vito Bono, il cross di Genesio, la palla passa, Sapienza e Cascione la tiene lì, grande opportunità per il Marsala, rinvio lunghissimo all'indirizzo di Carovana, ma la difesa del Partinico Audace ha letto bene il tutto, poi Butera lavora di sponda per Longo che apre il gioco da scrozzo, verticalizza nello spazio da Scardina, sembra regolare, Scardina avanza, messo giù e ancora una volta il direttore di gara dice che non c'è nulla. D'Amico, Fili, Amiri, Viscuso, cercare Longo, con il lancio riesce anche a prenderlo Longo, può pensare al tiro da lì, Longo col sinistro, certa veemenza, poi Fili forse ha rischiato qualcosa l'ex Casteldaccio, ma alla fine scrozzo ripulisce il tutto, apertura all'indirizzo di Longo che cerca di cambiare e ribaltare il fronte, il pallone arriva a Butera, lo mette giù Maranzano, c'è spazio per sfondare il 13, messo giù, Butera in area, fuori gioco, Viscuso, va semplice da Fili, poi Maranzano, Butera prova a restituire il favore, poi arriva il pallone a scrozzo, cercare Scardina, buon lavoro del numero 11 che libera un enorme spazio per scrozzo, cercato Longo, elude una pressione dell'avversario ma poi non riesce a sfruttare quanto prodotto dall'ex Cus Palermo. Nettamente meglio questo secondo tempo rispetto ad un Marsala sterile e inoperoso dalle parti di Cascione. Oltre a questo errore di scrozzo che regala la ripartenza al Marsala di 8 opportunità, grande scivolata di Maranzano che salva e poi D'Amico allontana, contatto regolare di Pulizzi, il lancio di scrozzo a cercare Longo che va sul suo mancino a cercare Butera, errore in uscita da parte del classe 95, occhio a questo lancio, esce Cassione con i pugni, poi D'Amico commette fallo, deve stare attento perché ha ammonito, prova a metterla giù, non c'è riuscito, poi D'Amico legge l'anticipo e apre il gioco da Giorgio Pulizzi per andare all'1 contro 1, ancora Pulizzi in verticale a cercare bene Butera che calcia esterno della rete. Rimessa giocata adesso a Maranzano, come sempre un giocatore del Marsala a terra, poi Viscuso atterrato,
Rimessa Partinico, c'è ancora speranza, ci sono ancora minuti. Rimessa lunga di Maranzano, buona sponda di Butera, il tiro! E il miracolo di Barroso adesso. Colpo di testa, palo! Sulla ribattuta! E gol! E la rete di Gabriele Butera! E la rete di Gabriele Butera! Secondo gol! Verde! Torna a segnare dopo il gol a Liccarezze! A tempo scaduto Butera! Viscuso allontana Casumano, triplice fischio, vince il Partinico Audace 1-0, esce sconfitto il Marsala e quindi torna a ricandidarsi in zona playoff la squadra neroverde battendo una diretta concorrente, chiaramente in attesa di comprendere i risultati dagli altri campi, ma quello che conta è l'1-0 firmato Gabriele Butera. Abbiamo segnato, se non erro, a 2, 3, 4 minuti dalla fine, comunque siamo sempre lì, è una squadra che ci ha creduto fino alla fine e quindi sono contento. Sono partite complicate, abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla nel primo tempo durante la gara, poi è chiaro che quando non la sblocchi la squadra avversaria prende coraggio, prende coscienza. L'Alcamo era una signora squadra che ha giocato a calcio, ha un bravo allenatore che conosco, che fa giocare le sue squadre bene e così hanno fatto. Una partita tirata, sicuramente c'è stata l'azione che ha fatto Cristian Ferrara, ha fatto un'accelerazione veramente da grande giocatore. Alla fine, non avendo Stassi fuori e Morana fuori, era difficile. Oggi ho cercato di inventare le punte, poi alla fine ho messo lui lì proprio per cercare di avere lui una delle sue sgroppate in accelerazione, e così è stato. Da una sua accelerazione è nato poi il gol. Sono contento che il gol l'abbia fatto Toto Bonanno, che io stimo tantissimo come giocatore, però per alcune vicissitudini, una volta per un motivo, una volta per un altro, forse lui si sente poco importante per la nostra squadra, ma non è così, gliel'ho detto durante la settimana e le settimane precedenti, quindi sono contento che lui appena entrato ha portato questi 3 punti e che prenda coraggio anche lui, che è importante per noi come tutti gli altri. Ma noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo un sogno che lo vogliamo fare diventare realtà, quello di centrare i playoff. Io avevo detto all'inizio che le prime 5-6 partite delineavano le squadre che ambivano a questo importante obiettivo, e così è stato. Infatti ora siamo a metà del girone di ritorno e la classifica è molto delineata, e quindi c'è bagarre. Oggi, se i risultati sono confermati, il Marsala ha perso a Partinico, quindi siamo a 5 punti dalla quinta, ma domenica andiamo a Marsala, significa che il campionato non è mai chiuso. Ogni domenica ci saranno scontri diretti, ancora con San Giovanni Gemini, col Marsala, col Piana, ce la dobbiamo giocare. È duro perché la classifica sembra corta, ma non è così. 2 settimane fa eravamo a 4 punti dalla Parma, ma poi abbiamo perso lì e adesso siamo a pari punti, così come il San Giovanni Gemini. Sono tutte squadre attrezzatissime, sappiamo le difficoltà che incontreremo a giocare contro queste squadre, però ce la metteremo tutta, il lavoro settimanale alla lunga paga e daremo battaglia anche noi fino alla fine. È brutto perché una di queste 6 squadre, anche se penso che San Vito e San Giorgio sono le accreditate a lottare per la vittoria del campionato, la Palmonval stessa secondo me ha avuto qualche problema di squalifiche, Carioto, erano le squadre più attrezzate per vincere questo campionato. Le altre, diciamo, forse in termini di aspettative eravamo non interessati ad arrivare ai playoff e non alla vittoria del campionato. Sarà bagarre fino alla fine, noi ci crediamo, vogliamo centrare uno di questi 5 posti e ci impegneremo per farlo.
Sta per iniziare il secondo tempo. Nella prima frazione la super giovane Castelbuono ha trovato il vantaggio allo scadere del primo tempo con la conclusione da parte di Grandis su calcio d'angolo, che ci hanno regalato goffamente da Grotta. E Grandis che si dimostra ancora una volta l'uomo in più per questa super giovane Castelbuono, una super giovane Castelbuono che ha necessità di avere uomini come lui, uomini che si prendono queste squadre sulle spalle e cercano in tutti i modi di farla arrivare agli obiettivi. Cambio lo Sciacca, entra con la maglia sì, c'è un cambio, deve essere Balde il giocatore ad entrare in campo. Adesso vedremo anche al posto di chi iniziato intanto il secondo tempo fra Super Giovane Castelbuono e Unitas Sciacca. Il primo pallone di Pardo a cercare Suarez che non riesce ad arrivare, rimessa dal fondo. Intanto qui uno strattonamento ai danni di Suarez con Fricano che voleva ricominciare l'azione. Adesso Grotta lascia l'incarico della battuta a Fricano. Lo Sciacca che si alza, si spinge in avanti, c'è un fallo di mano, calcio di punizione. Graci. Sarebbe lo scambio. Graci, palla per Bello, dentro il pallone pericoloso, Garofa lo spazza, poi Arenoso deve metterci una pezza, pallone verso Pardo di testa, Belecco a terra Pardo, Belecco va a cercare profondità Torres, grande aggancio da parte del Cianci e poi viene steso giù, per l'arbitro non c'è fallo, quindi si riparte dall'azione per l'Unitas Sciacca. Non c'è fallo qui su su Balde, quindi scusate, su Secan. Messa laterale per lo Sciacca che prova adesso a rimontare lo svantaggio sul giovane Castelbuono. A battere Graci. Un po' di testa da parte di Russo. Poi Graci, Pennisi, Torres appoggia per Belecco, che viene poi fermato. Allora perso da King, Suarez passa con un doppio aggancio, Pardo per Suarez, va l'1-2, c'è un fallo, deve rimediare Belecco che manda il pallone in fallo laterale, si lamenta Suarez. C'è la rimessa della sua giovane Castelbuono, c'è stata una deviazione ai danni. Dopo il lancio da parte di Belecco ha liberato Suarez. Il pallone per Pardo che prova l'1-2 con il tocco con Belecco. Suarez prova ad entrare in area di rigore, passa Suarez nel labirinto, conclusione Grotta. E qui Suarez con un'azione di sfondamento era riuscito ad evadere dalla marcatura avversaria. Rimessa laterale per la super giovane Castelbuono con Concialdi che adesso concede la palla ad Arenoso. Super giovane Castelbuono che ha avuto una grande opportunità prima con Suarez.
sempre uomo in più, la sua giovane Castelbuono. Pardo, il pallone proprio da cercare Torres, bisticcia col pallone, poi cade a terra, ma non c'è nulla, scivola Santiago Torres e forse qui doveva controllare meglio il pallone per gestirlo in maniera egregia. Fricano è uscito di perna Russo nello Sciacca, è entrato al suo posto Balde. Pardo, scambio con Belecco, poi Suarez, dentro il pallone a cercare Torres, il colpo di testa da parte di Ferrotti, poi cerca di passare qui Bello, palla per Concialdi manda in profondità, adesso Balde, buona l'uscita da parte di Garofalo a limitare i danni, rimessa laterale per l'Unitas Sciacca che prova a dimostrarsi più offensivo. A battere la rimessa laterale Fricano, colpo di testa, attenzione, pallone si impenna, Concialdi, calcio d'angolo, si è opposto Grandis, da battere ancora il numero 10 dello Sciacca, Piero Concialdi, ex di Silmeri, parte lo spiovente, il pallone dentro, Fagone va vuoto e poi deve allontanare il Russo, il pallone per Torres, forse sì, adesso siamo ritornati in diretta, c'è stato un problema tecnico, adesso siamo più calmati, naturalmente non è successo nulla in questo istante, naturalmente è stato subito ripristinato il collegamento. Pieno! Concialdi, 1 contro 1 di Concialdi con Grandis, Concialdi mette questo pallone in mezzo a cercare la testa da parte di King, che però manda il pallone in fallo laterale. Buona finora la copertura di Grandis, che è colui che deve prendersi le brighe di Piero Concialdi, così dire, deve cercare di limitare quanto più i suoi movimenti, che Concialdi è un giocatore che ha delle grandi potenzialità. Assolutamente non di questa categoria, che molti giocatori che disputano l'eccellenza sono giocatori che potrebbero fare categorie superiori. Messa laterale per lo Sciacca. Colpo di testa, poi Suarez, Garofalo, messa laterale a favore della Sciacca. Concialdi, Grandis si oppone al lancio da parte di Graci, c'è la rimessa laterale. Intanto Bordocampo, perché ci sono movimenti della panchina, il suo giovane Castelbuono, Diallo e Di Bartolo hanno intensificato il riscaldamento, le probabilità entreranno a breve. Di Bartolo molto probabilmente per Russo e Diallo molto probabilmente per Pardo. C'è un fallo, calcio di punizione giallo per King. Per il fallo messo ai danni
di Belecco. Sì, il Belecco, fallo, un messo di danni di Belecco, però può rialzarsi. Sì. Si rialza Belecco, fallo di King che è il secondo movimento della gara dopo Grotta, contrasto con Torres, a battere Arenoso, il pallone verticale, a cercare lo scatto da parte di Torres, poi Russo, palla per Grandis, può creare un'opportunità. Allora, siamo ritornati nuovamente in diretta, continui problemi tecnici, molto probabilmente con la connessione. Tanto Pardo qui passa, Pardo può mettere il pallone in mezzo, poi la rimette Pardo per Belecco che prova a coordinarsi, conclusione. È super giovane Castelbuono che spreca una grande opportunità, adesso sbagliata, manda in profondità Baldé, Garofalo copre, la propria posizione. Garofalo, Belecco, Pardo, la testa da parte di Torres, il pallone quindi recuperato con Concialdi che prova la Veronica, scambio con Baldé, poi Fricano, Pardo, Suarez, Torres manda in profondità Pardo, quella che viene guardata da Grotta, e quindi Sciacca che adesso prova ad aumentare il baricentro sul giovane Castelbuono che prima ha sfiorato il gol del 2-0 che poteva essere il gol della sicurezza, che può anche influire sulla gara. Colpo di testa da parte di Garofalo, poi Pennisi a liberare di testa anche Belecco, poi Suarez, Bello all'allontanata in fallo laterale da Belecco, rimessa laterale a battere con le mani Fricano, poi Torres, c'è fallo su Torres che lascia giocare King, palla per Concialdi, prova ad accendersi Piero Concialdi, c'è Graci alle sue spalle, viene servito in questo istante, invio dal fondo, buona qui la sovrapposizione da parte di Graci in questo 3-5-2, appunto questo la modulistica con cui si è abbassato, 4-3-3 adesso è impostata la squadra dal 3-5-2 iniziale. Belecco, Suarez allontanato in fallo laterale da Suarez e quindi c'è rimessa laterale per l'Unitas Sciacca. Fricano, Secan di testa, poi Jantus, Pardo, Belecco alla verso Torres, messa laterale. Un po' di testa da parte di Suarez, poi Belecco ha steso giù Fricano, si gioca per il vantaggio Graci, Russo manda il pallone in fallo laterale. Bello, Jantus, il pallone in profondità a cercare Torres,
Torres prova ad accendersi, l'argentino. Torres si allunga un po' troppo il pallone. Poi c'è il recupero da parte dello Sciacca. King, Fricano, King, Bello, Veloce! Baiata, ancora Bello, Concialdi, 1 contro 1 di Concialdi, mette il pallone in mezzo, Grandis, può liberare e va dentro a cercare Torres adesso. Torres che può passare, buona qui la chiusura da parte di Ferotti. Quindi Sciacca che prova a rendersi più offensiva. Finora le giocate di Concialdi e di Fricano sulle due fasce sono risultate sterili. La sua giovane Castelbuono che è riuscita comunque a limitare i danni, a chiudersi sempre con i suoi difensori. Pennisi, attenzione, qui lo svirgolo da parte di... Bravi, va bene! La svirgolata di testa da parte di Secan che aveva mandato in porta a Baldela, buona copertura da parte di Garopolo, ma la sua giovane Castelbuono che deve stare attenta. Rilancio Fagone, colpo destra da parte di Benecco, il pallone aperto per Pardo, messa laterale per lo Sciacca. Bello, Fricano, Gracci, palla profondità a cercare Concialdi, contrastato da Reynoso. Concialdi può andare all'1 contro 1, passa, forse ha toccato il pallone con un braccio, si gioca però Concialdi, Fagone, un cross che era diventato un tiro, Fagone ci ha messo la manona e ha allontanato il pallone in calcio d'angolo. C'è Fricano che adesso si accentra, mette il pallone in mezzo dove però non c'è nessun giocatore in maglia nero-verde a concludere. Palla che si perde sul fondo. Intanto Diallo ritorna dopo la gara contro il Del Mazzara, fuori Pardo, prestazione generosa da parte del 2002 Gelese. Entra Diallo che entra al posto di Pardo. Siamo al 64esimo. Tanto 2 cambi però effettuati da tutte le 2 panchine con l'uscita di Russo per di Russo Salvatore per lo Sciacca e l'ingresso in campo da parte di Balde. Sicuramente con questa vittoria sulla giovane Castelbuono allunga il gap sulla sesta in classifica, che ad oggi con questi risultati è la Don Carlo Misilmeri. Occhio anche alla Folgore Castelvetrano, non abbiamo per il momento aggiornamenti in diretta da Castelvetrano. Ci sarà comunque la rimessa laterale per il giovane Castelbuono. Adesso Grandis batte, palla verso Torres, buona qui la chiusura da parte di Graci, calcio d'angolo per la super giovane Castelbuono, andrà a battere a Reynoso. Parte Arenoso, il pallone tagliato e colpo di testa, conclusione provata e poi la palla allontanata nuovamente in calcio d'angolo. È stato Fricano ad allontanare il pallone sulla conclusione da parte di Garofalo, se non erro.
Ancora Reynoso che va a battere il calcio d'angolo con un'altra palla tagliata da parte di Reynoso, che poi esce dalla portata dei saltatori in maglia gialla. Conclusione, il pallone nuovamente rimesso dentro da Torres. Adesso c'è il contropiede per lo Sciacca, che però viene interrotto subito perché Balde non riesce a controllare sul filo del fallo laterale, quindi concede la rimessa laterale ai ragazzi di Bognanni. Di Bartolo, che molto probabilmente entrerà, che è l'unico che sta intensificando il riscaldamento. Arenoso, buona qui la chiusura, e poi Baiata. Suarez, il petro batte di Torres che va a cercare Diallo, lo scambio nuovamente con Torres, pallone però impreciso da parte dell'attaccante ex Barcellona, e quindi c'è rimessa laterale per lo Sciacca. Diallo che qui va in pressione, recupera il pallone, ma c'è un fallo da parte del 2004 spagnolo di origini guineane. Sali Davide, sali Davide! Bello! Sali, portami Concialdi. Si è sovrapposto Graci, lo ignora per il momento Concialdi, forse fa male questa scelta. Tanto Torres, e può andare adesso all'1 contro 1 con Perotti. Torres sterza, Torres, conclusione! La palla esce di pochissimo, non c'è stata deviazione. Prova ad accendersi il Cianci, questa conclusione rasoterra controllata con lo sguardo da Grotta. Attenzione qui a Pennisi, deve uscire a Reynoso, infatti esce a Reynoso poi a svirgolare questo pallone. Russo prova a tenere viva l'azione, ma c'è rimane a terra, forse un contrasto di troppo con Graci, però per l'arbitro si può giocare, andrà a battere adesso Graci, pallone per Concialdi. Fricano, Balde, 1 contro 1 da parte di Balde, colpo di testa da parte di Garofalo, poi conclusione provata da Bello, palla che si perde sul fondo. 69esimo, c'è tempo naturalmente per lo Sciacca per cercare di pareggiare questa intricata gara. Sciacca che però nel secondo tempo non è stata pericolosa come il primo, solamente perché la sua giovane Castelnuovo cerca di abbassarsi e di fare tesoro delle ripartenze. Intanto Pelecco qui commette fallo, calcio di punizione per lo Sciacca, anche se diciamo le giocate si basano sempre su Concialdi e gli attaccanti, diciamo così, sono un po' anche isolati, il fatto che non arrivano palloni appetibili. Il pallone adesso di Yadus che va a cercare in profondità Torres, recuperato da Perotti, e prova adesso a ripartire Diallo, poi Balde, colpo di testa da parte di Secan, Pennisi, Fagone, lancio lungo, il pallone verso Diallo, colpo di testa da parte di Ferotti, ha preso un colpo Ferotti, si gioca però per il direttore di gara, rimane a terra Ferotti, il russo batte profondità Torres, la posizione è di fuorigioco. Adesso l'arbitro secondo me dovrebbe accertarsi delle condizioni da parte del giocatore dell'Unitas Sciacca caduto a terra. Si tratta di Ferotti, contrasto con Diallo, lo sta preso la comitata. Intanto la sua giovane Castelbuono si riscaldano oltre a Di Bartolo, Palma ed anche Altieri.
quindi rimessa, calcio di punizione per lo Sciacca dopo il fuorigioco da parte di Torres. Balde prova qui a passare Balde, cerca il rimpallo, Garofalo, poi Bello prova ad impostare lo Sciacca con Cialdi, si accentra con Cialdi, mette questo pallone in mezzo, il colpo di testa, attenzione, conclusione, gol da parte dello Sciacca, ha pareggiato King, mostruoso il gol di King che trova il gol del pareggio per l'Unitas Sciacca. 1-1 il gol da parte di Charles King. Da apprezzare il gesto tecnico da parte di Charles King che trova il pareggio. Scende il gelo, la super giovane Castelbuono, 1-0 un po' bugiardo per quello che la super giovane Castelbuono ha fatto vedere nel secondo tempo, con alcune occasioni divorate in maniera grossolana da parte dei ragazzi di Mister Bognanni. È arrivato poi la conclusione magica da parte di Charles King, ha trovato il pareggio al 71esimo. Garofalo, Diallo di testa, Belecco prova ad impennare, pallone proprio di cercare Balde, deve stare attento Pennisi, Fagone va di lancio, Suarez, conclusione imprendibile per Fagone, prima quella di Charles King. Sicuramente entrerà nei gol della settimana per il grande gesto tecnico. Cialdi, Diallo, attenzione, c'è la ripartenza della super giovane Castelbuono, l'ultimo tocco e di un giocatore dello Sciacca, quindi c'è rimessa laterale. Ma a terra Ferotti, se non sbaglio, che ha accusato prima la comitata forse di Diallo del contrasto del gioco aereo, quindi non ci siano però problemi grossolani di quello che è il semplice contrasto, quindi c'è rimessa laterale per lo Sciacca. Balde, Gracci con Cialdi, ma impressione di Allo, Suarez, Torres di testa, prova a prolungare, allora, esce, c'è rimessa laterale per lo Sciacca. Colpo di testa di Belecco e King, messa laterale e la super giovane Castelbuono adesso deve anche cercare di non perdere questa gara, perché probabilmente non impiccia sulla classifica, ma sicuramente può essere anche determinante per poi il terzo posto per quei giorni. Castelbuono sarebbe al quinto 38 punti, a meno 2 dal Castellammare, sì, a meno 1 dal Castellammare. Belecco, Pennisi qui rischia tantissimo
campo è molto scivoloso, quindi si tende anche alle volte a controllare il pallone in maniera, diciamo, austera. Un po' di testa da parte di Grandis, c'è un fallo veramente di Grandis che era andato a saltare ostruendo Graci. Calcio di punizione per lo Sciacca. Garofalo di testa, pallone per Grandis, Diallo non arriva di testa, Cerusso manda in profondità Torres, esce la cattura Africano, Grandis pressato adesso da Balde, Grandis cerca la soluzione verticale verso Torres con Cialdi, poi Torres addirittura va a provare la conclusione, Crotta blocca senza problema alcuno con Cialdi che ha controllato la palla non da lui, diciamo, questo controllo, creando naturalmente la possibilità a Grandis di intersecarsi nell'azione, dare la possibilità soprattutto a Torres di concludere a rete. Piantus, Suarez, messa laterale, La punta di prima, Suarez va a battere la rimessa, lascia l'incarico a Garofalo, verso Diallo, il pallone passa per Torres, niente secondo il direttore di gara che afferra Torres, preso un colpo, sbagliata allontana il pallone in fallo laterale. Andiamo a vedere maggiore inquadratura su Santiago Torres che però si possa riprendere tranquillamente. Al portiere la devi dare, oh! La devi dare al portiere, la devi dare, oh! La devi dare al portiere, in Argentina al Barà! Extending! Battere Grotta, qui c'è stato un pallone di Grandis che non ha segnato il pallone abbaiata fuori dalla portata. Intanto qui pallone in profondità di Secan, cercano questi inserimenti a tagliare lo Sciacca adesso per fare fronte alla difesa avversario. Diallo prova nel contrasto ma c'è un fallo del giocatore spagnolo di origini guineane, calcio di punizione per lo Sciacca con Cialdi. Si è lasciato l'incarico africano, il momento della gara può decidersi adesso. Lo Sciacca che ha pronti 4 giocatori, ovviamente stanno riscaldando, stanno in certificato di riscaldamento, quindi potrebbe usufruirne. Allora in profondità di Concialdi, cercare Balde, si è rimessa laterale per il giovane Castelbuono. Garofalo, Diallo, troppo testa da parte di Pennisi, poi attenzione, pallone per Garofalo, Jantus, Concialdi, pallo su Jantus, sì, su Belecco che si era liberato della marcatura. Un fallo. Calcio di punizione, mancano gli ultimi 9 minuti della gara, 81esimo,
1-1 verso il giovane Castelbuono in testa Sciacca. Il vantaggio iniziale di Grandis ha risposto Charles King. Un po' di testa, poi prova Jantus sulla direzione di Belecco. Jantus prova a partire Bad, attenzione, Secan prova a passare, contrastato, rimessa laterale per lo Sciacca che ha aumentato i giri del motore, adesso e vuole provare a rimontare la gara. Situazione fattibile perché potrebbe succedere di tutto in questi ultimi minuti. con Cialdi, colpo di destra da parte di Garofalo, poi la conclusione provata da Ferotti con la palla che si perde sul fondo. Da Iancio Fagone, ...82 minuti sul cronometro, 1-1 sul giovane Castelbuono e Sciacca. Bravo Ale, bravo Ale! Ora qui la chiusura da parte di Ferotti. Batte la rimessa laterale, bello. Poi questa è la parte di Baldè che ottiene un'altra rimessa laterale. Giocando molto bene di sponda questo giocatore, oggi entrato al posto di Russo nel secondo tempo, creando di fatto delle buone probabilità per lo Sciacca che adesso può anche cercare di vincere la partita. Grazie. Con Cialdi, tutto di prima, il pallone nella direzione da parte di Diperno. Jantus, adesso può partire Jantus per Diallo, rientra Diallo, cercare Belecco a contrasto per Grandis, scambio con Torres che poi qui liscia il pallone e si perde. Palla laterale, Baiata va a battere la rimessa. Russo di testa, il pallone per Torres, poi Russo con Cialdi, manda in porta Balde, Pennisi, l'anticipo, il pallone dentro a cercare Torres che adesso può andare al contrasto. Torres lo appoggia, conclusione da parte di Belecco, la palla che si perde sul fondo. Applaude Bognanni, partita molto difficile, serviva il guizzo del campione, sicuramente molto probabilmente arriverà in questo istante. Intanto il pallone in profondità a cercare Balde, poi Secan, Garofalo, Suarez prova a passare, forse qui abbiamo il momento decisivo, il pallone per Diallo, 1 contro 1 di Diallo, il pallone dentro a cercare Torres, insiste la super giovane Castelbuono con Grandis che qui vince il riballo, il pallone dentro, Torres stacca di testa, schiaccia, la conclusione sentevo Torres, la palla che si perde sul fondo. Questo è il guizzo del campione, il guizzo di Suarez che molto probabilmente il campione lo diventerà col tempo. E la grande propensione, il grande dinamismo che sta dimostrando in questo campionato. Per la prima volta del campionato italiano ha cominciato la sua stagione a San Luca, poi poco minutaggio, il giovane Castelbuono lo ha preso a stagione in corso, inizio stagione,
dandogli così la chance di potersi dimostrare un giocatore con grandi qualità, è quello che è. Andò a battere Ferotti. Ferotti va a lungo a cercare Baiata, colpo di testa, Russo, rimangono a terra in due, Diallo fa ripartire la sua giovane Castelbuono, Grandis, allora in profondità a cercare Torres, impreciso, rimessa laterale, Lunga, Davide, lunga! battere Graci, Vieni Mario, vieni! Baiata, colpo di testa, poi Concialdi, riprima a cercare Secan, Pennisi di testa, ben appostato, Grandis, palla per Torres, Pennisi, è un... Va bene, accorcia, Dai, Davide! è un porta a porta, viene il termine da queste due squadre, perché specialmente in questo momento nessuna delle due cerca di proporsi in avanti, perché forse un pareggio può essere, sicuramente un pareggio è un risultato piuttosto soddisfacente per la sua giovane Castelbuono, perché ricordiamo lo Sciacca è veramente una grande squadra e lo sta dimostrando ancora oggi. Siamo all'88esimo, 1-1 ancora fra sua giovane Castelbuono e Sciacca. Torres, tanto qui prova ad andare via, Torres va via, Torres, non c'è fallo, c'è rimessa laterale per la sua giovane Castelbuono. Grandis prova ad accelerare la sua velocità, la sua corsa, qui Torres era da solo, quindi contrastato da 3 uomini dello Sciacca che lo hanno fermato a Trarenoso. Verso Diallo, il colpo di testa, tanto tra Arenoso, sì, arriva il giallo adesso per Arenoso. Il primo giallo per i ragazzi di Mister Bognani. 89, l'arbitro adesso si pronuncerà sul recupero. Naturalmente è stata un'altra bellissima giornata di sport che ha visto due squadre che hanno giocato a calcio. Attenzione, pallone dentro per Secan, deve uscire Fagone, calcio di rigore e cartellino giallo per Fagone, calcio di rigore. Andate a rivedere, naturalmente l'arbitro ha subito indicato il dischetto. Adesso Concialdi contro Fagone, all'andata si erano anche affrontati. Fagone qui deve compiere il miracolo. Salvatore Fagone. Fischia l'arbitro, parte Concialdi, la rete da parte dello Sciacca che si porta in vantaggio al 90esimo con Piero Concialdi, 2-1 sul calcio di rigore. Probabilmente andremo a rivedere la posizione in cui è caduto Secan, ma qui, anzi sì, Secan,
Qui sicuramente c'è stato un grande lavoro di sfondo da parte di un grande gioco di squadra da parte dello Sciacca, che proprio quelle palle tagliate è stato determinante oggi. Cambio sulle giovane Castelbuono, entra Altieri, posto di Russo. Sciacca avanti con Piero Concialdi che dal dischetto ha battuto Fagone, riportando, anzi portando per la prima volta in vantaggio la squadra di Calfano, che proprio in trasferta ha vinto finora le sue gare, perché dall'arrivo del tecnico massalese sono arrivate soltanto vittorie in trasferta per l'Unitas Sciacca. di Allo fuori gioco di Allo. Cambio dello Sciacca, entra con la maglia numero 14, credo Cassaro. C'è il giovane Castelbuono che perde quindi la possibilità di avvicinarsi al terzo posto. Questa probabile sconfitta, naturalmente diamo l'arbitro adesso fino a quanto ha dato il recupero. Quando darà il recupero, Cassaro è entrato al posto di Di Perna. Era fuori gioco, c'è la posizione dello Sciacca. Suarez, Grandis, Diallo prova la sponda, calcio di punizione, e il primo giallo per Cassaro, neanche entrato, è stato già ammonito, quindi possibilità sul giovane Castelbuono di salire in avanti. C'è anche Fagone che va a saltare, anche Fagone in the box. Arenoso chiaramente ha fatto 5 minuti il direttore di gara, quindi questo qui è il quarto minuto di gioco, ma ricordiamo che c'è stato al 92esimo il cambio con Cassaro che è entrato al posto di Penn, quindi tutti in area di rigore. Va a battere Arenoso, tutti dentro, saltava anche Fagone, parte Arenoso, il pallone tagliato, calcio d'angolo, finisce qui. L'Unitas Sciacca espugna il comunale Luigi Failla di Castelbuono, vince 2-1, le reti da parte di King e Concialdi all'iniziale, vantaggio da parte di Grandis. Intanto polemiche, anche perché poteva esserci qualche minuto addizionale visto il cambio di Cassaro e poi il minuto perso sul calcio di punizione. Lo sa che lo Sciacca ha espugnato il Failla vincendo per 2-1. È stata
Un'altra grandissima giornata di sport dove abbiamo visto due squadre che hanno giocato in maniera equilibrata con diverse opportunità per le due. Alla fine ha prevalso lo Sciacca, che continua questo percorso di vittorie fuori casa. Mancava la vittoria dalla gara contro la Don Carlo di Vilmeri. Sciacca che ancora però non ha trovato la vittoria in casa, vittoria che diciamo a questo punto manca, e sicuramente lo Sciacca potrà rimediare la prossima settimana contro il Mazzara. 31 punti adesso per l'Unitas Sciacca allenata da Angelo Galpano, che spugna il comunale Luigi Failla di Castelbuono, vincendo per 2 reti a 1 con le reti di King e Concialdi all'iniziale vantaggio di Laureano Grandis. Io vi saluto, sono Giuseppe La Russa e vi auguro una buona serata, sempre collegati sul nostro canale Sport Easily.